palla, non ci arriva le Grottaglie, Cavalli questa volta in posizione buona, c'è la grande uscita di Armellini che ha giocato anche Giorgione, l'angolo battuto da Pasino, non può saltare, non può saltare Grottaglie, ma il colpo di testa di Veronese era ben indirizzato anche se non molto potente. Il portiere Pinna, no, è espulso Granossi, è espulso in questa circostanza, prende il pallone, appoggia Veronese, c'è possibilità di aprire qui sulla destra, Fabrini in area di rigore, va giù e qui a mio parere c'era il calcio di rigore ma l'arbitro compensa. Francesco Galli di Ultime Notizie. Difficile non dare questo rigore, forse è solo per il fatto che Fabrini è caduto un po' platealmente. Mandelli, Milanetto perché la percussione sta per servire il tiro di Balestri, fuori di poco, 15esimo. Ormai la partita, angolo battuto da Grieco, spingono tutti in aria, il gol di Veronese di testa, c'era il solito spinte contro spinte, Veronese di testa è stato più bravo a farsi trovare pronto. 26esimo, il Modena dunque in vantaggio col gol di Veronese di testa sull'11esimo calcio d'angolo battuto dai gialli-blu, un gol molto importante. Gol di Veronese, difesa del Carrarese tutta ferma e Veronese di attaccante fatigato, palla dentro, Basitto, autogol di Milanetto, autogol di Milanetto, 30esimo, Modena beffato, autorete di Milanetto. Idee un po' confuse, Grieco, dentro, Ginestra, tiro per il portiere. 49esimo, finisce Carrara, Carrarese